Sentenza storica della Corte di Cassazione che ha riconosciuto a una coppia gay il cui matrimonio è stato celebrato in Gran Bretagna il diritto di scrivere il piccolo all'anagrafe del capoluogo lagunare con i cognomi di entrambe le madri. Inizialmente le donne si erano viste opporre il rifiuto all'iscrizione prima dall'ufficiale di Stato e poi anche in aula, sia in tribunale che alla Corte d'Appello. Ora la sentenza di terzo grado che ha ribaltato il verdetto e che è stata accolta con esultanza non solo dalle dirette interessate, ma anche da attivisti e associazioni che si battono per diritti delle coppie omosessuali. Secondo la Corte, per il bambino è preminente il diritto alla famiglia, in questo caso formata da due donne, una delle quali aveva avuto il figlio a seguito di fecondazione eterologa. L'ufficio dello Stato civile britannico lo aveva iscritto come figlio di entrambe le mamme, che avevano poi chiesto il riconoscimento all'anagrafe del Comune di Venezia, vedendosi negare la possibilità. Per la Cassazione la volontà della coppia non contrasta con l'ordine pubblico internazionale. Per l'associazione Luca Coscioni e l'associazione radicale Certi Diritti si tratta di un altro colpo per la legge 40, la cui riforma è attualmente incardinata in 12ª commissione in Senato. La sentenza, si spiega, per ironia della sorte casca 12 anni esatti del referendum sulla legge 40, una nuova doccia di realtà per un Parlamento che farebbe bene a superare di fretta gli ultimi divieti della legge 40, continua la nota, come il divieto di eterologa per le donne singole e lesbiche, prima che ci pensi la Corte Costituzionale a finire di demolire una delle più brutte leggi della storia repubblicana.